tutti, oggi voglio proporvi delle melanzane ripiene al forno. Per fare la nostra ricetta ci occorreranno due melanzane, una confezione di pomodori pelati per fare la farcia, per riempire queste melanzane ci occorreranno 60 grammi di salame napoletano e 60 grammi di asiago che io ho già tagliato a cubetti e messo in un piccolo mixer da cucina. Inoltre avremo bisogno anche di pangrattato e naturalmente il sale. Per cuocere i pomodori pelati invece avremo bisogno di olio extravergine di oliva e 2 spicchi d'aglio che io ho già messo in una padella. Allora i primi due step da fare sono portare la padella appunto sul fuoco, far imbiondire l'aglio e poi aggiungere i pomodori pelati e cuocerli e tagliare le melanzane, svuotarle, perché poi sia i gusci che la parte interna delle melanzane non verranno fritte ma cotte in forno. Cominciamo allora a vedere cosa dobbiamo fare. Allora, la prima cosa che ho fatto, ho portato olio e aglio sul fuoco, ho fatto imbiondire l'aglio e dopodiché ho aggiunto i pomodori pelati, un po' di sale, un pochettino di zucchero per correggere l'acidità del pomodoro, basilico. Adesso copro tutto, ecco così, e riporto sul fuoco e faccio cuocere per 10-15 minuti. Allora, io ho già lavato ed asciugato le melanzane, adesso tolgo il picciolo, le divido a metà. Queste sono due melanzane grandi, altrimenti potete con le stesse quantità che vi ho detto prima potete riempire 3 melanzane medie. Adesso incidiamo così la melanzana, così tenendo il coltello un po' obliquo per andare in profondità. Dobbiamo togliere un po' l'interno della melanzana senza però scavare troppo, perché altrimenti si bucherà il guscio e quindi non potremo farcirlo. Ecco, vedete? Così. Questo è quello che abbiamo tolto dalla melanzana, lo metto da parte perché poi dopo andrà fatto a cubetti e andrà cotto. In genere le melanzane ripiene vengono fritte, sia i gusci che la polpa della melanzana viene fritta e poi ripassato tutto in forno. Io ho pensato di alleggerire questa ricetta mettendo sia i gusci che la polpa ricavata nel forno e verranno buone, morbide e saranno molto più leggere. Ecco qui, questi sono i gusci, eccoli qui, quelli che poi faranno da contenitore, diciamo, per la nostra ricetta, e questa è la polpa. Adesso io la polpa la farò a pezzetti, così, a cubetti, così, cubetti, diciamo, non una grandezza come volete fare, insomma, non in maniera anche grossolana, perché poi andranno cotti e poi verranno mischiati con il salame, l'asiago, il pangrattato e i pomodori nella farcia, quindi dobbiamo essere molto precisi. Invece i due gusci, poi a cui dopo aggiungeremo anche gli altri due gusci, io li sistemerò in una leccarda, vedete? Eccola qui. Una leccarda coperta con carta forno, metterò i gusci così, poi ci metterò un po' di olio extravergine, così, filino, e li farò cuocere a 200 gradi in forno ventilato per circa 40 minuti.
Allora, mentre i gusci delle melanzane sono in forno e il sugo sta cuocendo, possiamo dedicarci al ripieno. Abbiamo detto che abbiamo tagliato a cubetti il salame napoletano e l'asiago, messi in un piccolo mixer da cucina, e adesso andremo a frullare. Allora, ecco, abbiamo sfornato i gusci. Ecco come sono venuti dopo 40 minuti in forno a 200 gradi, in forno ventilato. Adesso metteremo i cubetti di polpa, quello che abbiamo ricavato appunto scavando le melanzane, e sempre in forno ventilato a 200 gradi per una quindicina di minuti. L'importante è che i cubetti di melanzana siano tutti più o meno, facciano un unico strato, così la cottura sarà più uniforme. Anche qui abbiamo irrorato con un filo di olio extravergine di oliva, e quindi andiamo in forno. Adesso abbiamo tutti gli ingredienti pronti e possiamo assemblarli e poi riempire i nostri gusci. Quindi abbiamo l'interno delle melanzane cotto, la nostra farcia frullata, il sugo di pomodoro è pronto, e i nostri gusci, eccoli, io li ho già sistemati di nuovo nella leccarda che abbiamo usato in precedenza, con la stessa carta forno, così risparmiamo e non sporchiamo troppe cose. Quindi andiamo a mettere tutto insieme: le melanzane, poi uniamo il salame e l'asiago, mischiamo bene, e a questo punto uniamo anche il pomodoro, il sugo di pomodoro. Ho preso anche il pangrattato perché dopo ci servirà. Allora, il sugo, a me piacciono belle abbondanti di sugo, così vengono più morbide, però poi potete anche scegliere di metterne di meno, assolutamente. Volevo dirvi di stare attenti con il sale, perché ricordiamoci che c'è già il salame che in cottura rilascia appunto un po' può diventare salato, quindi regoliamoci. Mischiamo tutto. Ecco, avete visto, ho riempito i nostri gusci di melanzana con la farcia che avevamo preparato prima. Ho spolverizzato con un altro po' di pangrattato il ripieno. Fate in modo che venga distribuito in modo omogeneo in tutti i gusci, e adesso infornerò a 180 gradi in forno statico ancora per 10-15 minuti, per dare il tempo appunto a tutti gli ingredienti di amalgamarsi tra di loro e al formaggio di fondere. Se vi è piaciuta questa ricetta, scoprite anche tutte le altre nel mio blog Zucchero a velo su Giallo Zafferano.